Professore Gasparagnello, un incontro oggi sulle riflessioni a 30 anni dalla morte di Leonardo Sciascia, cosa dire? Beh, ci sembra doveroso ricordare questo grande scrittore, che è stato scrittore, critico, politico e sociologo, un uomo che ha rappresentato la Sicilia in tutto il mondo, le sue opere sono tradotte in tutto il mondo e oggi noi vogliamo parlare dell'attualità della sua opera, l'antimafia, i professionisti della mafia, la questione meridionale. Io ribatto, l'abbiamo detto in un'intervista che abbiamo fatto a TVA, che oggi la Sicilia si spopola, tutte le famiglie sono disastrate perché tutti i figli e i nipoti vanno fuori dalla Sicilia per trovare lavoro. E allora noi vorremmo sapere Sciascia che ne direbbe. Ci manca la voce di Sciascia, ci manca la voce di Pasolini e oggi noi vogliamo invitare i giovani a leggere le opere di Sciascia per trovare risposte alle problematiche del nostro tempo. Professor Izzo, ecco, a questa interessante iniziativa si parla di Leonardo Sciascia, dai suoi 30 anni dalla morte. Ecco, quali riflessioni sinteticamente e quanto è attuale oggi il pensiero di Sciascia? Le riflessioni sono quelle di avere a che fare con una figura intera, non una persona che si è occupata solo, ed è un solo grandissimo, di letteratura, ma un uomo a tutto tondo che ha coniugato la pagina e l'azione. E direi che allergico alle etichette com'era, se io dovessi per comodità, per convenzione associarne una allo spirito e alla lettera della sua opera, non esiterei a dire che era e resta un grandissimo umanista. Quanto è attuale anche la sua posizione politica, il suo pensiero politico? Fu parlamentare del Partito Radicale convinto da Pannella. Guardi, l'incontro di oggi noi l'abbiamo intitolato "E Sciascia che ne dice?". Non ci piace il condizionale, cosa direbbe? Cosa direbbe di Di Maio, di Salvini? Quindi le sue posizioni in politica sono quelle che lo hanno distinto come persona sicuramente controcorrente, una persona di cui si avverte un grande bisogno. Io ricordo che alla domanda che gli posero dice: ma lei si sente un radicale pannelliano? E lui disse: no, io mi sento un radicale stendaliano, nel senso che amo andare alla radice delle cose e a noi questo sembra una dimensione importante, senza dimenticare naturalmente il suo rapporto strettissimo con Marco Pannella, che resta, io penso, uno degli uomini politici più illuminati non solo in ambito italiano ma in ambito europeo. Direttore, si parla dell'attualità del pensiero sciasciano a 30 anni dalla sua morte. Sì, ci sembrava doveroso ricordarlo e soprattutto ricordarne l'attualità, perché il lavoro di Sciascia è stato fondamentale per far conoscere la realtà del territorio agrigentino, di cui naturalmente anche il parco fa parte, temi che riguardano soprattutto l'asset sociale del nostro territorio, che sicuramente negli ultimi anni si è evoluto, ma che però risente di una zavorra atavica che lui ha brillantemente riconosciuto e raccontato.